Il mondo delle partite IVA ha subito molti danni a causa della pandemia, in particolare alcuni settori che non hanno avuto tutela. Se ne è parlato durante il dibattito del secondo congresso regionale di FISCISL Veneto, con un focus sui lavoratori non dipendenti o dipendenti con contratti precari. Quello che noi vogliamo è anche attraverso le politiche attive, le riforme del lavoro e anche uno statuto con regole, garanzie, diritti e tutele, quindi nuove tutele e protezioni anche per le categorie del lavoro autonomo che sono state veramente trascurate negli anni. Nel confronto è stata presentata una ricerca che ha indagato il lavoratore atipico in Veneto. Ne è emerso, ad esempio, che la platea delle partite IVA pre-Covid rappresentava circa il 20-23% del mercato del lavoro, tra piccoli imprenditori, lavoratori autonomi o liberi professionisti. La tendenza dell'ultimo decennio era un calo costante dei numeri complessivi dei lavoratori indipendenti rispetto ai dipendenti. Nel 2021 vediamo un'inversione di tendenza, però è evidente che il colpo subito è stato veramente pesante. E questo ci conferma ancora di più la necessità di costruire delle vere tutele anche per queste lavoratrici e lavoratori. E non c'è una cultura dell'azione collettiva, che è quella sindacale, per contrattare insieme le proprie condizioni di lavoro. E quindi la grande fatica, il grande impegno del sindacato è proprio di mettere insieme le persone e costruire insieme una lettura dei bisogni e delle risposte concrete. Tra gli ospiti della tavola rotonda il rappresentante del Comune di Venezia e anche l'assessore comunale alla coesione sociale. Il governo deve, insieme alla politica, insieme al sindacato e l'impresa, trovare modo di affrontare questo tema, perché è un trend che ormai da troppi anni è inevitabile, ma sempre di più col Covid è esploso. Quindi sempre più persone hanno in qualche modo difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, mentre la ricchezza viene concentrata nelle mani di pochi. Quindi serve un sindacato ovviamente non ancorato agli schemi del Novecento,